Genova nel fine settimana è pronta ad ospitare oltre 400.000 penne nere per la 97esima Donata degli Alpini. Tra le prime penne ad arrivare ci saranno quelli della sezione Udine Sud. Ci troviamo con Antonino Pascolo, capogruppo della sezione locale. È tutto pronto? Siamo pronti per partire e speriamo bene. Tutte le polemiche che abbiamo sentito per televisione e quant'altro ci passiamo sopra. Genova insieme a Trieste e Torino è la città che più ha ospitato a Donate. Quante ne hai fatte? Ma io a Genova l'ho fatto 20 anni fa circa e siamo trovati molto bene, gente educata, rispettosa e contenti. Ci hanno detto una cosa sola: quando andate via voi viene il finimondo, perché sono arrivati in Nord Globa, scusa. Cosa vi portate con voi? Beh, noi andiamo sempre nelle palestre. Quest'anno andiamo in una struttura del mare. Portiamo le brande, effetti poi abbiamo la reparto logistica per fermarsi a fare colazione, quelle cose lì, e poi nient'altro, così stare in compagnia. Formaggio, salame? Formaggio, salame, dolci, acqua, vino e quant'altro, tutto quello che serve per fare colazione al mattino quando ci si alza e nient'altro così. Speriamo bene di avere bel tempo e di essere ospitati come vorremmo esserlo. Senti, è un anno impegnativo con il 50° anniversario del terremoto e la Donata del Triveneto che partirà dal 19 giugno. Tanti gli eventi anche per onorare quanto fatto dagli alpini con i campi in Friuli. Certo, infatti io sono fresco sono appena ieri sono stato su alla Goi Pantanale, la mia caserma, dove abbiamo avuto 29 morti, e quello ieri con le famiglie abbiamo parlato, ci si trova quasi ogni anno a ricordare questi 29 ragazzi che sono morti in caserma, e poi a fine mese è previsto che arriva il capo Stato Maggiore dell'Esercito a fare anche lui gli onori ai 29 ragazzi morti. È un anno, ogni anno, questo anno qua che per noi è importante. Buon viaggio. Grazie e grazie a tutti a voi che ci seguite sempre, grazie di cuore. Michele Wattolo, com'è composta la carovana? Ma noi siamo quest'anno in pochi, non siamo in moltissimi perché la distanza e l'età avanza, quindi abbiamo avuto qualcuno che ha detto è troppo distante per venire. Siamo più o meno 15 persone e tra stelle alpine, alpini e anche amici degli alpini che ci seguono, e siamo pronti a partire. Ci aspettano a Genova alla Fiera del Mare, saremo a dormire in 800 in un unico capannone enorme, quindi immaginiamo la sera che concerti ci sono. Abbiamo portato tappi per le orecchie per tutti perché ci saranno dei concerti non da poco. Pronti a cantare? Pronti a cantare e anche il dopo canto, quindi le russate. E dal Friuli più o meno partiranno 40.000 persone, 30-40.000 persone, e come sempre a Genova ci si attende 400.000, perché ancora l'alpinità si sente, non c'è più la leva ma l'alpinità c'è, tantissimi vogliono unirsi a questa grande festa e a questo modo di vivere come è il nostro modo.